faccio lo shusha, il lustrascarpe, lo faccio sempre così in frac cilindro. Io non lavoro, io mi diverto, io dico sempre, mi diverto. Una scarpa lucida, un laccio nuovo è già un bel biglietto da visita. È un bel personaggio Michele Massaro, Gaio il calzolaio, che fa anche lo shusha. Shusha, vedete, è il titolo del celebre film di Vittorio De Sica del 1946, tra l'altro premio Oscar. E shusha è la napoletanizzazione di shoe shine, scarpe lustre, scarpe lucide. E lui questo lo fa di mestiere ed è una passione veramente simpatica, oltre che importante per tanti aspetti, a partire dalla sua vestizione. Ma oggi ti sei vestito a festa, Michele? No, non mi sono vestito a festa. Io quando faccio lo shusha, il lustrascarpe, lo faccio sempre così in frac cilindro. Perché mai? è giusto. Perché ho voluto, diciamo, cambiare, non farlo da straccione, da portarlo elegantemente, così posso anche muovermi nei grandi eventi. Qualcuno ti ha ispirato per questa cosa o è frutto farina del tuo sacco? No, non mi ha, allora, mi ha ispirato la Cizia Candela, che è una vocalist che adesso si trova in Canada, e devo dire grazie a lei, perché una sera è venuto nel mio negozio e parlavamo del discorso del lustrascarpe, però non sapevo che abbigliamento mettermi. Lei mi ha detto: Gaio, tu staresti proprio bene con un frac cilindro, e lì ho preso spunto. Grazie Cizia Candela. Come nasce questa passione per fare il lustrascarpe? Allora, la passione di lustrascarpe mi è nata 7 anni fa. Mi trovavo all'ippodromo di Milano, presentavo delle mie scarpe e lì ho incontrato 2 amazzoni a cavallo e gli ho detto: l'unica cosa che posso farvi è lucidare le scarpe. Mi hanno preso in parole, dopo 5 minuti sono arrivate perché stanno facendo un'esibizione e ho cominciato a lucidare gli stivali a queste 2 amazzone. Mi sono trovato una nuvola di persone tutte lì che mi stava guardando, ma non avevo il trono, avevo solo un piccolo sgabello e una spazzola, niente di che. Da lì mi è venuta l'idea di capire un po' questo mondo. Tu comunque non fai solo il lustrascarpe, Michele. No, io sono un calzolaio, dall'età di 8 anni, mi ha insegnato mio papà, anzi lo ringrazio, ciao papà, del mestiere che mi ha insegnato. Da piccolo non ero tanto contento perché io sono nato in Borgo Nuovo, al villaggio dell'Occabianca, come tutti conoscono, e i miei amici mi prendevano in giro, mi chiamavano Scarpolin e non mi piaceva questa cosa. Però man mano che crescevo ho visto che insomma mi interessava. Poi quando ho finito il militare mio papà mi ha detto: cosa vuoi fare? Gli ho detto: papà, apri la bottega. Mi ha consigliato in Borgo Venezia perché c'è ancora gente bella, brava, onesta, paga, che non hanno problemi, e da qui sono andato avanti, è 36 anni che sono qui. Michele è passato l'onore delle cronache per essere considerato un po' il lustrascarpe dei VIP. E infatti ci sono tante foto che ritraggono personaggi famosi mentre affidano i loro piedi alle sue mani. Ma per lui questo rimane comunque un mestiere umile e la cura delle scarpe è un segno invece di autorispetto della persona o anche di considerazione della stessa, ed è un segnale che è più importante di quello che sembra. Io vedo che la gente quando viene anche in negozio si siede, giustamente non lo conosceva questo mestiere, si siede, facciamo 4 chiacchiere e poi torna al lavoro con la scarpa lucida, perché ahimè stanno perdendo le persone di tenere le scarpe lucide.
C'è ancora questa consapevolezza, c'è ancora questa cura nelle scarpe? È un segno distintivo? Allora, si è un po' abbassata la soglia, però con questo mestiere da 7 anni ho cominciato a far capire alle persone, anche ai miei clienti, quando entrano, come si devono presentare anche la mattina. Ad esempio, il laccio rotto su una scarpa, chi è un rappresentante, un manager, non può andare da nessuna parte perché già ha perso il 50% della sua professionalità. Io parlo con tante persone e le donne amano questa cosa qua. Mi ricordo che un giorno avevo un paio di scarpe sul banco molto belle e una donna mi diceva: mi piacerebbe conoscere questo signore che indossa queste scarpe. Infatti era un signore di classe, non ho potuto fare nomi e niente, ecco. Dunque, ahimè, uomini, lucidate. Michele è un personaggio un po' naif, gli piace rapportarsi con le persone in questo modo, con la vestizione, con il frac, con la tuba, con l'eleganza, per un mestiere che invece potrebbe richiamare molta più umiltà estetica. Ma è il suo modo di rapportarsi con le persone ed è quello che lo ha fatto conoscere in questa veste. Ma in realtà dietro c'è anche un uomo con uno spirito particolare, perché la sua capacità, il suo sorriso, la sua voglia di rapportarsi con gli altri l'ha anche indirizzata verso la solidarietà ai bambini. Per esempio, lui è stato anche pagliaccio in corsia per far divertire i malati oncologici, in particolar modo i bambini. C'è uno spirito attoriale in quello che fai, sei molto naif. Non lo so, io sono nato così, magari un po' pagliaccio, non lo so. Shusha è il film di Vittorio De Sica del 46. Esatto. Hai incontrato De Sica? Io ho incontrato il figlio che mi ha fatto una dedica qui sul cartellone che vediamo e mi ha fatto l'autografo. Ahimè non è salito sul mio trono perché 7 anni fa io avevo della pelle viola e l'avevo fatto di pelle. E il fotografo mi ha detto: non salirà mai, siamo a teatro, eravamo al teatro Geox. E il giorno dopo ho cambiato colore. Porta sfortuna il viola teatro. Il viola, sì, ci sono molte persone che non lo vogliono, insomma. Michele, che messaggio senti che puoi dare tu con la tua storia e con questo mestiere? Messaggio che se fai un lavoro che ti piace non ti annoierà mai. Michele? Sì. Ma quanto è bello fare le scarpe alla gente? È senso molto buono, bello. Ma anche piccoli e grandi anche. Io Certo. gliele faccio anche a gente molto grande, che si credono grande, poi quando vengono qua si siedono, stanno zitti e io lucido. E silenzio. Importante che paga dopo. Sì, quello è minimo. Grazie Michele, grazie per la tua bella storia. Prego, veramente. grazie a te invece. Ciao ragazzi, alla prossima cantierata.